non è una proposta mia, ma insomma l'abbiamo già un po' analizzata con le persone che hanno collaborato con il gruppo del Forum Rifiuti Zero. La nostra proposta, la nostra bozza è stata sia modificata dopo gli interventi di Natale Velosi, sia dopo l'intervento di Paolo Contò. Da un certo punto di vista ci hanno dato, l'esempio di Forlì ci ha dato anche una prospettiva di uscita dalla gestione di un inceneritore, quindi dalla possibilità veramente di chiudere la benzina che attualmente si sta dando all'inceneritore. Dall'altra, secondo me Paolo Contò ha evidenziato in maniera molto chiara che bisogna avere fiducia dei cittadini. Il cittadino responsabilizzato risponde molto meglio rispetto a quello che attualmente la nostra politica ritiene di farlo. Nel nostro comune non vi nascondo che c'è questa impostazione politica che dice che il cittadino, se dovessimo fare la raccolta puntuale, la tariffazione puntuale, butterebbe i sacchi fuori da casa o dentro i canali. Noi invece siamo assolutamente consapevoli che il cittadino invece sarebbe molto più virtuoso se fosse premiato. E i vari passi che oggi cercheremo di illustrare anche in maniera molto veloce, perché sicuramente tutti voi siete molto competenti su questo, invece del rifiuti zero, che comunque sappiamo è un obiettivo impossibile da raggiungere, però è il bersaglio che dobbiamo cercare di mirare, l'abbiamo chiamato un po' riciclo totale, okay? Perché l'obiettivo è quello che ce l'ha specificato un pochino Paolo Contò, di arrivare al 92-93% di differenziata, ma una differenziata che consenta poi il riciclo reale del materiale differenziato. Ovviamente ho ripreso qualche notizia che ci hanno dato sia da Forlì sia da Treviso, in modo da cercare di essere il più completo possibile e di integrare delle informazioni tecniche che chi opera sul territorio ha condiviso. La cosa forse che ci interessa di più è sicuramente avere questa parte la più ridotta possibile in termini percentuali e lavorare, come vedremo oggi, affinché la produzione ragioni già nei termini che questo rifiuto non riciclabile sia il più basso possibile. A questo proposito sono stato a un convegno di Confindustria 15 giorni fa sull'economia circolare e ho veramente riscontrato da parte degli imprenditori, a parte essere presidenti di Confindustria, ma sono state fatte degli esempi con delle realtà che hanno operato sul territorio dell'economia circolare, e c'è una grandissima sensibilità anche in termini industriali, quindi sulla riduzione degli imballaggi. Su questo stanno veramente ragionando tutti quanti, da San Benedetto in primis, che c'era Zoppas, ci ha detto che un'unità produttiva verrà completamente riconvertita al water render, quindi al vetro, e le bottiglie in ex-PET sono attualmente al 95% riciclabili, e anche alleggerite. Questo materiale è un po' più leggero, anche perché loro dicono ovviamente che non c'è trasmissione di prodotto tra le bottiglie di plastica e l'acqua, soprattutto in condizioni normali, quindi non esposizione al sole, sappiamo, temperature alte, però ovviamente il vetro garantisce che invece non c'è nessun tipo di trasmissione di prodotto. Scusa, Zoppas per quale ditta? Zoppas è il presidente dell'associazione industriale della Confindustria Veneto e lui è il titolare della San Benedetto. San Benedetto. E adesso che dicevi della plastica nell'acqua, l'altro giorno una notizia che il 90% delle bottiglie che hanno esaminato contenevano residui di plastica, quindi se esce questa notizia, motivo in più per gli industriali di passare al vero. Qui penso era uscita 40 anni era già fa questa uscita. cosa della Qui deve esserci una presa di posizione, penso dal punto di vista politico, perché ovviamente la lobby delle acque minerali in Italia, sapete che siamo il paese che consuma più acqua in Europa. Quindi... Ma il problema non è l'acqua, è la plastica, quindi puoi vendermi l'acqua. Assolutamente. E infatti questo sarà un po' l'argomento che anche vedremo oggi, cioè pensare un'economia diversa che non sia per l'usa e getta, ma per
il riciclo. È ovvio che questo crea dei costi maggiori nella gestione, però anche dagli industriali è stata vista come un'opportunità questa, in un momento in cui non ci sono posti di lavoro. Creare un'opportunità di lavoro che gestisca questa filiera rientra nell'economia circolare, allora a quel punto anche le normative politiche dovrebbero intervenire e favorire, almeno per dare il rilancio, come è stato fatto nelle rinnovabili all'inizio. Se non ci fossero stati gli incentivi non sarebbe partito nulla. Ma anche se è legge e vale per tutti, vuol dire che non c'è chi mi fa concorrenza sleale con la plastica che costa meno, tutti hanno tutto. Quindi... Allora, su questo argomento probabilmente tutti voi sapete che il Parlamento, insomma l'ultimo Parlamento, ha approvato una legge sull'usa e getta, sul water heater. Una legge però non aveva nessuno stanziamento, nessuna iniziativa a favore di chi lo utilizzava e ovviamente nessuna tassa per chi non lo utilizzava. In alcuni comuni sono state portate avanti delle mozioni affinché il comune analizzi la possibilità di fare uno sconto, soprattutto sulla tariffa dei rifiuti, perché producendo meno rifiuto ovviamente l'operatore potrebbe avere uno sconto, ed è stata bocciata in tutti i comuni dove è stata presentata. Quindi questa forse è un po' la sensibilità politica che manca a parte i nostri amministratori. Questo vi dico, a mio parere ci deve essere proprio un preciso indirizzo politico in questo senso. Allora, il piano del ciclo totale si basa su alcune, all'inizio vedremo quali sono gli obiettivi e qual è la strategia, poi vedremo molto velocemente le proposte anche pratiche che diamo noi come forum. Quindi l'introduzione del sistema di raccolta porta a porta. Questo è inteso a livello regionale, cioè il programma che portiamo avanti oggi deve essere esteso a livello regionale. Ci sono molti comuni che hanno già raggiunto risultati superiori a quelli che oggi indicheremo, ma l'obiettivo è che tutti lo raggiungano, almeno questo. Un'altra... Per le 5 sigle? L'umido, il secco, l'indifferenziato, la carta, i pannolini e l'olio vegetale. Un'altra caratteristica fondamentale della riuscita dell'obiettivo che ci prefiggeremo è quella dell'applicazione della tariffa puntuale, che oltretutto risponde a una precisa normativa europea, quindi non inventiamo nulla, cioè ci adeguiamo a quello che l'Europa ci ha dato come indicazione, quindi che ognuno, quindi rifiuti sia domestici che non domestici, paghino per quanto producono. Se nel non domestico è già così, nel domestico, nella stragrande maggioranza dei comuni italiani e comunque nella maggioranza dei comuni regionali e nel nostro caso anche a livello padovano, nella stragrande maggioranza dei comuni della provincia di Padova, non è applicata questa formula di tariffazione puntuale. Quali sono i nostri obiettivi? Beh, diciamo che entro il 2020 vorremmo che nel Veneto si raggiunga una percentuale media di differenziata del 73%. Poi vedremo che tipo di differenziata, perché potremmo anche avere valori alti di differenziata, ma con delle impurità molto alte, quindi questo prodotto non vale nulla, quindi non è riciclabile. Intendiamo in questo caso differenziata con percentuali di impurità inferiori a quelle richieste dal regolare. Nel 2023 il 78%, e guardate che passare dal 73 al 78 con i dati che abbiamo adesso sarebbe un risultato veramente importante, ma l'obiettivo finale deve essere l'85%. È già stato raggiunto in 12 comuni della nostra regione, quindi la cosa è raggiungibile. Mi viene in mente un po' Paolo Contò quando ci diceva che quando parlava lui del 60% differenziata gli davano del pazzo. Ecco, noi dobbiamo avere un obiettivo raggiungibile, potremmo mettere il 90%, ma mettere il 90% fra 7 anni probabilmente questa è un'utopia. Ovviamente l'obiettivo finale potrebbe essere quello di raggiungere il 92-93%, come diceva Paolo Contò. Quali sono i passi per raggiungere? È la diminuzione del rifiuto totale prodotto è un 20%, sempre come data il 2025, e la diminuzione del rifiuto secco residuo. In questo caso possiamo raggiungere un 40% di diminuzione. È un dato assolutamente raggiungibile. Ovviamente tutto commisurato a una raccolta differenziata del 85%.
Beh, la tariffa puntuale, lo sapete, è un corrispettivo per il servizio, è legata allo standard, quindi poi va a coprire i costi del servizio dei rifiuti. Sarebbe da fare una piccola precisazione che noi, soprattutto sugli imballaggi, noi come utenti li paghiamo già lo smaltimento degli imballaggi. Quando andiamo a comprare qualcosa paghiamo già, quindi non dovremmo avere nessuna applicazione, quindi ciò che noi paghiamo dovrebbe essere solamente il costo della raccolta del rifiuto indifferenziato o della raccolta del rifiuto differenziato. Posso interrompere solo una Certo. domanda? Tornando alla slide precedente, gli obiettivi sono quantitativi. Sì. Ci sono anche obiettivi qualitativi che possiamo, nel Sì. senso che negli ultimi giorni sentiamo sui mezzi di informazione grandi moli di informazioni sulla plastica. Sì. Quindi l'idea di ridurre, anche di cambiare il mix anche di rifiuti prodotti, passare da meno da plastica a carta, a cartoncino, soprattutto per quanto riguarda per esempio le grandi istituzioni. Sì. Allora, vedremo dopo nelle varie fasi attuative che addirittura la plastica, l'obiettivo è di dividere 5 tipologie di plastica e quindi il valore a quel punto anche economico del materiale riciclato sarebbe talmente alto da diventare addirittura positivo rispetto al costo della raccolta. Però restiamo nella plastica, restiamo nelle diciamo, fonti fossili, quindi Sì. se invece transitiamo verso meno plastica, più carta, cartoncino, cioè se il formaggio anziché nella vaschetta, Sì. tanto per essere chiari, di Sì. polistirolo, Sì. lo metti in una vaschetta di cartone, Sì. con un film di Mater B, cambia. Allora, questa è la base del nostro programma. Il nostro programma si basa sulla riduzione degli imballaggi o calcolare l'imballaggio all'origine che possa essere riciclato. Questa è una parte fondamentale del programma del riciclo totale. Altrimenti, se continuiamo a produrre plastica, usa e getta, ovviamente non riusciremo a raggiungere questi dati. È un valore che va di pari passo con lo sviluppo industriale che dovrà ragionare in questi termini. E quello che vi dicevo, la raccolta differenziata, i valori, si intendono che il materiale che viene differenziato deve avere delle impurità talmente basse che poi possa essere. Quindi potremmo mettere che il 73% della raccolta differenziata è tutto materiale destinato al riciclo. Va bene? Quindi solamente in questo caso il 27% viene mandato al conferimento di inceneritore in discarica, anche se ci sono ormai quasi tutte le realtà grosse, io cito Etra e Sesa perché le conosco, hanno dei sistemi meccanici e elettronici, oltre che umani, ma soprattutto meccanici e elettronici, che riescono dal 27% a ottenere circa l'80% di materiale differenziato. Quindi questa 27% risulta veramente un 5-6%. Ovvio che ci sono dei costi di lavorazione maggiori che vanno a pesare poi sulla tariffa di rifiuti. Questo dobbiamo noi pensare che debba essere un po' la guida di qualsiasi amministrazione a livello nazionale, regionale nel nostro caso, oppure comunale. E quindi invece di penalizzare tutti i cittadini dobbiamo cominciare a pensare di premiare coloro che sono dei virtuosi. Nel senso, dobbiamo lasciare libero il cittadino, anche non virtuoso, di buttare tutto in una linea differenziata, però a quel punto deve pagare tanto, in modo che debba diventare veramente sconveniente. Ma pagare tanto vuol dire pagare veramente tanto. Siccome adesso molti cittadini virtuosi stanno pagando tanto lo stesso, dobbiamo invertire questa cosa. Ecco, questo è un po' il dogma che ci deve un po' non condizionare noi, ma spingere il cittadino a diventare anche quello che non è già virtuoso, a diventarlo. Non dobbiamo più pensare che ci sia una tassa dei rifiuti, ma dobbiamo pensare a dare un premio a chi differenzia. Perché come diceva appunto, e come ho sentito anche dire da altri tecnici che lavorano all'interno di questo settore, il miglior sistema per separare il materiale è la mano umana. Se noi all'origine differenziamo già bene il prodotto, è ovvio che abbiamo problemi di spazio, altro, poi vedremo anche come farlo,
ma se noi riusciamo a differenziare all'origine bene il prodotto, diamo un lavoro molto basso alla filiera nel continuare questa opera di selezione, e quindi il valore commerciale del prodotto, perché quello poi che guida tutto il riciclo, diventa molto alto e quindi molto conveniente. Gli strumenti di incentivazione. Ecco, premiare oltre che i cittadini tutti i comuni virtuosi che non producono rifiuto secco indifferenziato. Questo ad esempio è un'indicazione che ci ha dato Forlì: aiutare quei comuni che vogliono cambiare il sistema di raccolta, e quindi la regione deve pensare a una forma di incentivazione economica, perché i costi iniziali sono impegnativi per molti comuni e non devono ricadere esclusivamente sui cittadini, ma deve essere proprio un sistema. Di contro dobbiamo cominciare a pensare invece a una tassa ecologica che vada a penalizzare il rifiuto secco indifferenziato. Se andiamo a incrementare il costo di ciò che già adesso è alto negli inceneritori e nelle discariche, ecco che tutte le amministrazioni dovranno pensare di produrre meno rifiuto indifferenziato. Si pensa a un 5-15%, ci diceva Forlì che è aumentato del 7%, ha messo questa tassa ecologica che va poi a finanziare invece la prima parte, quindi il premio ai comuni virtuosi, oppure aiuta quei comuni che poi hanno cambiato il sistema, che hanno addirittura cassoneti sono diventati portatori. Scusa, ma allora questa tassa verrebbe messa a livello regionale? Sì, tutto quello che vedete è ragionato a livello regionale, poi ovvio che si potrebbe ragionare a livello nazionale, però quantomeno a livello regionale, anche perché in quel caso lì potremmo veramente diventare indipendenti nel fatto della gestione dei rifiuti. L'idea con Michele, spero anche con gli altri, è quella poi di trasferire questi concetti alla nostra regione, a chi attualmente amministra la regione. Non siamo tanto lontani, in alcune realtà provinciali sono più avanti rispetto a quello che noi stiamo indicando, quindi sono obiettivi che magari molti possono condividere. Ecco, questo era un po' il discorso che faceva lei. Ci deve essere una cooperazione tra tre componenti. La prima è l'impresa, quindi la riduzione dell'imballaggio all'origine. Guardate, io veramente sono rimasto sorpreso sentendo le parole sia della Confindustria, sia poi di Enea che è invitata, e sia degli imprenditori che stanno lavorando. Ovvio poi magari con delle strutture declinate a termovalorizzatori, mini termovalorizzatori, però da analizzare anche nel dettaglio le varie cose. E quindi pensare a degli incentivi economici per queste aziende. Io cito sempre l'esempio della Mina, che abitava in Alto Adige, andava a comprare il latte e c'era il Tetra Pak e la bottiglia di vetro. E il Tetra Pak costava 1,20 euro, la bottiglia di vetro col latte 1,20 euro, costavano uguali. Però io quando riportavo la bottiglia di vetro dietro mi davano 18 centesimi, quindi il latte mi costava 1,02. E adesso se andate in Alto Adige l'85% del vetro viene venduto in bottiglia, quindi la Brimi, ma questo è un esempio, vuol dire, se lo stesso esempio si trasla, non so, la Coca-Cola, faccio un nome, alla birra, e invece di pensare o al vino adesso il tavernello dentro il Tetra, perché è una cosa più incredibile, siamo andati all'opposto, no? Se invece il tavernello fosse consegnato nella bottiglia di vetro magari potrebbe costare un pochino meno, cioè il costo del materiale, della materia prima è quello. Noi dobbiamo abbattere il costo dell'imballaggio. E tra l'altro il Tetra Pak è il peggio del peggio. Difficilissimo da separare e da riciclare, no? Però dal punto di vista alimentare non trasferisce nulla. Questo è il grande problema. Considero un secondo. Chi è che berrebbe un caffè? Chi è che berrebbe una bibita? Ecco, la seconda componente fondamentale è la politica, abbiamo detto prima. Se non ci sono normative alte al riciclo addirittura che lo contrastano, è ovvio che sarà impossibile realizzare il nostro sogno, il nostro progetto. E fondamentale la cittadinanza. A mio parere la cittadinanza è già pronta. Okay? È più avanti. Io sono d'accordo con Contò, dobbiamo avere fiducia dei cittadini. Dico che il 90% è già pronto. Dovremmo convincere quel 10% che non ha interesse in questo momento perché non ha
un concetto del rispetto ambientale, ma che magari è solo attratto dal vantaggio economico, dovremmo convincerlo che a parte che dal punto di vista ambientale è vantaggioso, ma anche dal punto di vista economico. E quindi le imprese e la politica devono lavorare affinché quella minima parte di cittadini, anche perché il ciclo è virtuoso, cioè se le cose funzionano, anche l'esempio diceva appunto, nessuno butta la cicca se per terra se tutto è pulito. Se invece vedi il cestino di rifiuti pieno con i rifiuti sotto, butti anche tu il rifiuto lì invece di portartelo a casa. E invece magari dentro i nostri comuni dovremmo pensare di avere più cestini per il rifiuto anche indifferenziato quando sei per casa, invece di toglierli perché costa. Questo è il concetto che dobbiamo completamente cambiare. È ovvio che quello è un costo generale che la cittadinanza deve prendere. Però è meglio avere un po' più cestini e meno rifiuto per terra, piuttosto che avere una tassa bassa e avere cestini stracolmi e uno ogni chilometro. Riguardo a questo, se ho una curiosità, nei comuni, diciamo anche di grosse dimensioni, in cui è stato avviato il porta a porta, la realtà che emerge è che la qualità del rifiuto separato è altissima. Il comune di Treviso, mettiamo il comune di Treviso, che è un comune grosso, possiamo dire, non è Padova, non è Milano, ma è un comune grosso. Il comune di Treviso ha la stessa percentuale di impurità dei comuni, per dire Macerata, oppure esatto, non c'è nessuna differenza. Il cittadino è bravo sia in città che fuori. La raccolta differenziata di Treviso è più alta di alcuni comuni limitrofi, di Ponzano, la percentuale di raccolta differenziata. Quindi non c'è, il cittadino di città non è vero che è indisciplinato rispetto all'altro, è ovvio che la tariffa lo spinge a diventare virtuoso in questo caso. E faccio presente che Treviso è stato l'ultimo comune che è partito di tutta la provincia, e quando volevano introdurre ci sono state grandi polemiche da parte di alcuni cittadini dicendo che era impossibile farla in una città. Va detto, tornando a quello che dicevi prima, che diceva Contò, l'informazione è fondamentale, tant'è che a Treviso, per esempio, la mattina e la sera ci sono i camioncini. Dopo vedremo gli strumenti. È proprio una risposta che abbiamo dato, che dove dicono che nei comuni anche architettonicamente storici, quindi con delle problematiche, è impossibile farlo. No, Contò l'ha dimostrato, Ecobus, Ecostop, quindi ci sono delle soluzioni, ma pensiamo a Venezia stessa. Venezia stessa dice che è impossibile farlo, non è impossibile farlo. È ovvio che costerà di più il servizio di trasporto dei rifiuti e quindi dovrà essere più capillare, più frequente, soprattutto nei periodi pieni del flusso turistico, ma il flusso turistico porta ricchezza e quindi è giusto anche assecondare, cioè avere una città pulita è una ricchezza anche per una città. È come avere Gardaland sporca di rifiuti, ma è impossibile. Venezia è una Gardaland, solamente che ha un valore storico inestimabile. Gardaland puoi costruire, Venezia non la puoi costruire da nessuna parte, la fanno a Las Vegas, ma di 100 metri quadri, e quindi abbiamo un valore che dobbiamo preservare da tutti i punti di vista. E quindi la sfida addirittura di Venezia sarebbe una sfida ancora più importante. Io quest'anno ho visto nelle isole di Venezia hanno messo i cassonetti con la chiave elettronica per leggere quanto rifiuto produci. È un passo per la raccolta differenziata, non porta a porta ma spinta. Sì, la mia domanda non intendeva mettere in discussione la validità e la fattibilità, ma il comportamento del cittadino a proposito di proprio sensibilizzazione ed educazione che inizia da singolo. Nel senso che quello che si vede è che laddove non c'è responsabilizzazione, cioè io vado a centro e nel cassonetto del rifiuto umido ci si trova di tutto e quello inficia i buoni comportamenti anche degli altri. Quindi mi chiedo quanto controllo effettivo poi c'è, sì, e quanto anche diciamo contraccolpo sul cittadino che non osserva. Assolutamente. Guarda che il problema di Padova sia anche Cadone, nel nostro rifiuto, nel nostro bidone dell'umido buttano anche il secco e noi daremo delle strumentazioni affinché questo non avvenga. Quello che lo vuole buttare nel secco, anche il suo umido lo mette insieme, lo può buttare, solo che sarà tartassato e premieremo invece chi conferirà l'umido. Il controllo è selettivo, cioè
nel momento in cui trovano il sacchetto dell'umido dove dentro c'è della carta o dell'altra cosa, mettono una targhetta e lo lasciano lì. E la speranza è che quel cittadino, intanto la percentuale è molto bassa, perché le prime volte può succedere, dopo invece il cittadino si educa, si forma, impara, e la speranza è che questo sacchetto poi non venga buttato nel fossile veramente, insomma. Però dobbiamo avere fiducia nei cittadini, perché qualcuno può anche sbagliare su buttare. Adesso vediamo se magari alla fine siamo riusciti a dare delle risposte a tutti questi dubbi che, vi dico, avendolo presentato anche dei cittadini, sono quelli che hanno sollevato, gli stessi, perché noi siamo prima di tutto cittadini. Allora ecco, quindi qua ho messo un po' l'essenziale di quello che dovremmo pensare di instaurare, di formare. Quindi delle norme per incrementare la riduzione degli imballaggi. Il vuota rendere è una di quelle norme, poi non è attuata perché come se non fai dei decreti attuativi che premino, che diano degli incentivi, in Italia non riusciamo a fare nulla. Questo dobbiamo invece pensare di fare, è una cosa che si parla molto poco, ma l'ho presa proprio da Forlì, che deve essere un sostegno a livello nazionale, dico io, non più regionale o europeo, ci sono i fondi europei, che sostengono e sviluppano l'impiantistica della selezione del rifiuto. Se noi in ogni ente che gestisce il rifiuto, alla fine della filiera mettiamo questo separatore, la percentuale di rifiuto indifferenziato si riduce drasticamente, perché all'interno anche dell'indifferenziato c'è molta materia prima e secondaria. Poi abbiamo già parlato della piena attuazione della raccolta differenziata porta a porta della tariffazione puntuale. Ecco, questo è uno strumento che dobbiamo pensare di mettere dentro al programma, che almeno il 50% di ciò che viene incassato o risparmiato da questa nuova gestione virtuosa vada a vantaggio esclusivo dei cittadini per la riduzione della tariffa. L'altro 50% venga utilizzato nella implementazione del servizio, negli investimenti, ma il 50% deve entrare nelle tasche dei cittadini, perché se i cittadini, coloro che sono interessati solo dal punto di vista economico, se hanno questo risparmio, che ovviamente non sarà il 50%, perché se è un paese già virtuoso il risparmio sarà inferiore, però nel momento in cui lo dobbiamo aggredire a quelle realtà che invece non hanno questa virtuosità, se riusciamo a dargli un risparmio importante, il risultato è più facilmente ottenibile. Dobbiamo avere dei dati trasparenti sul riciclo, ce lo diceva anche Contò. Ogni comune deve sapere esattamente quanto è virtuoso, perché dobbiamo premiare i comuni virtuosi. Come premiamo i cittadini virtuosi all'interno del comune, così nella regione dobbiamo premiare i comuni virtuosi. E quindi deve esserci una trasparenza nei dati. L'aumento della tassa sui costi del conferimento, affinché anche e soprattutto per i cementifici, ma poi vedremo una norma che io ho inserito, non sia conveniente bruciare rifiuti. Cioè se ti costa più il rifiuto del combustibile fossile, non dico dell'energia elettrica, del gas, ma del combustibile fossile, è ovvio che non lo utilizzi, perché l'imprenditore compra la materia prima che costa di meno in questo caso, soprattutto dal punto di vista energetico. Qui ovviamente entriamo in ciò che noi abbiamo come obiettivo, quindi la progressiva chiusura degli inceneritori veneti. Con questo sistema probabilmente basterebbe una linea in tutto il Veneto e sarebbe anche sovradimensionata. Ma potremmo pensare a piccole soluzioni di micro termovalorizzatori che sono molto più gestibili e a quel punto lì hanno una produzione molto inferiore rispetto a una grossa catena e hanno la possibilità di essere controllati in maniera migliore, più efficace. E ovviamente ci deve essere un cambio normativo, come parere, che impedisca proprio la combustione dei rifiuti nei cementifici. Questa deve essere una cosa che la nostra politica deve prendersi come impegno, di qualsiasi partito governo. Allora non mettere il terzultimo. Sì, potremmo fare quello, ma siccome l'ultimo è proprio un'utopia, a mio parere, in questo momento, allora quantomeno farla rendere non conveniente dal punto di vista economico. I vantaggi economici quindi sono la diminuzione dei costi di conferimento, perché produciamo di meno, ci sono i vantaggi occupazionali che non sono meno importanti, perché il porta a porta
crea posti di lavoro, in qualsiasi comune è aumentata la necessità di manodopera. Mi sembra che Contadina dia del lavoro a 700 persone. Sì, ma per dirti solamente una piccola realtà come Ponte nelle Alpi c'ha 13 dipendenti in una realtà di 6.000 abitanti e sono tutti pagati con la diminuzione dei costi di conferimento, anzi c'è stato un surplus positivo. E poi una cosa che penso che tutti noi siamo molto sensibili è un vantaggio ambientale. Dobbiamo ripulire l'area, dobbiamo ripulire le nostre falde e quindi meno rifiuto mettiamo in discarica, meno percolato abbiamo e meno soprattutto rifiuto o particelle mettiamo nell'aria, più la qualità dell'aria che respiriamo migliora e ci auguriamo le nostre vite. I vantaggi per i cittadini sono il risparmio sul costo del servizio col 50% di riduzione della tariffa e il 50% destinato alla assunzione e agli investimenti. L'eliminazione dei cassonetti da tutte le città, quindi un miglior decoro urbano e il bonus economico, il discorso che dicevo prima, il premio anche per il conferimento nelle eco piazzola. Dobbiamo pensare che se il cittadino va in una eco piazzola a portare del materiale ci toglie un costo come azienda e quindi deve essere premiato perché lui ha il costo di trasporto. E quindi si può pensare, come fanno già moltissimi comuni, con una tessera si carica quanti chili di metallo porti oppure di vetro porti e ti viene fatto uno sconto proprio nella bolletta. È come l'imprenditore che ha il suo materia prima secondaria che riesce a rivenderla, in quel caso lì gli danno dei soldi, non la paga neanche il trasferimento, ma gli danno dei soldi. In questo caso il comune deve diventare una nuova azienda. Ovviamente togliamo via il cassonetto, mettiamo il porta a porta, non c'è un aumento di costi come dice qualche sindaco, assolutamente. Mi devono portare il caso di un solo comune che ha avuto un aumento di costi col porta a porta. C'è un vertiginoso aumento del riciclo, ma soprattutto della qualità del riciclo. Questo qua non avviene da noi, io ho preso una foto, ma pensate che questa è l'Emilia Romagna, non è che siamo a Salerno, a Napoli, è una foto di Rimini. C'è l'aumento di posti di lavoro e l'aumento della qualità della materia riciclata. E intendo il compost come un riciclo. Ho parlato con dei sindacalisti, mi hanno detto che effettivamente questo lavoro è un lavoro molto usurato, il fatto dei sacchetti, cioè non pensate di prendere un sacchetto, ma pensate di prenderne 500 al giorno. Ed è da solo, quindi sale scende. Sì, Contarina sono in due, è molto più veloce. In molti comuni sono in due. Adesso uno solo, in molti comuni mi aveva detto Contò che erano in due. Proprio per all'inizio infatti uno all'inizio poteva guidare un'ora sì. E l'altro faceva. Sì, esatto. Perché salire e scendere al camion, poverino, non deve essere. Avevo visto il bando di appalto dei comuni del Magnaghese, di Maniago, che ha seguito un po' l'impostazione di Contadina. Loro avevano messo obbligatoriamente 2 operatori proprio per dare il cambio, ma c'era una cosa di più che potrebbe essere uno strumento. C'era la possibilità da parte dell'utente di prenotare il ritiro e quindi il camion gestiva un percorso ottimizzandolo. Se a te non serve conferire la carta, salta a casa tua e magari evita tutta la tua via e quindi un'ottimizzazione dei costi. Forse nei comuni dove c'è grande dispersione può essere. Sì. Però ecco, quelle sono cose addirittura in più che possono portare dall'85 all'88. Allora, quali sono gli strumenti? Beh, la biopattumiera da 25 litri è areata, abbinata a dei sacchetti di carta completamente biodegradabili, quello che vi ho detto prima. Adesso testeremo questi sacchetti di carta che ci hanno garantito che hanno una caratteristica che la fermentazione dell'alimento asciuga col calore, asciuga tutto l'umido che invece l'alimento produce sulla carta. Sul fondo hanno uno speciale cartoncino. Questo è l'ultimo stadio della carta, del riciclo. Oltre a questo non si può, perché già carta sfibrata o altro, ma delle caratteristiche tali che si asciuga, può essere riempito fino in cima, quindi non in sacchetto di plastica che utilizziamo adesso, bioplastica,
che si rompe spesso e volentieri, questo ha una resistenza eccezionale, ci hanno detto, adesso ce lo faranno testare, è un'azienda oltretutto veneta, quindi non andiamo neanche molto lontano. Poi sappiamo già i contenitori, la differenza è che il multimateriale, quindi alluminio, plastica e vetro, viene convertito insieme. I mezzi ormai di separazione sono talmente evoluti, almeno in questa prima fase, che si può mettere tutto insieme. L'alluminio viene estratto a magnetico, il vetro per il peso e la plastica viene divisa con delle fotocellule. L'unico mio dubbio, perché anche da noi si è passato sulla plastica e vetro, e sulla qualità e quindi sul prezzo che uno ottiene alla fine. Quello è solamente un costo industriale di separazione, però se tu al cittadino dai un contenitore unico con tutte le cose più facili, noi dobbiamo pensare chi ha alla casa, poi vedremo anche non la villa in cui può avere tutto il separato, chi ha bisogno di spazio, è ovvio che a quel punto il ritiro del multimateriale sarà molto più frequente. E poi il sacchetto del non riciclabile. Io ho messo la soluzione del sacchetto con la sua targhetta in modo che venga riconosciuto, oppure ancora dove ci sono, ad esempio nel nostro comune ci sono degli ecocompattatori, oppure adesso a Venezia hanno messo queste campane in cui hai la tua tessera e ti riconosce. Il nostro comune potrebbe già farlo perché pesa addirittura tutto il nostro conferimento, ma non ha mai attuato la tariffazione puntuale, come avere una Ferrari e farla andare con la miscela. Gli oli esausti di cucina, non so se sapete, hanno un grandissimo impatto nel depuratore, hanno dei costi enormi, quindi tutto ciò che noi riusciamo a prelevare prima ha un costo inferiore nel momento in cui deve essere ripulito. Quindi a livello di depuratori, se noi non dico l'olio della macchina, qui spero che nessuno poi più lo butti dentro le fognature, ma anche l'olio vegetale che molte volte si butta via, questo poi viene riciclato e viene messo nel biogasolio, quindi viene tutto utilizzato dall'industria della raffinazione. Mi dicevano contadini che per un periodo almeno loro lo pagavano automaticamente. Sì, perché dobbiamo pensare che questa è una risorsa. No, certo, ma questo è estendibile e se sì, come mai non si fa come mai non si fa? Come mai non si raccoglie? Come mai? Io chiederei a chi gestisce. Ma in tanti comuni c'è. Adesso sta cominciando a essere nella maggior parte, a Padova non c'è. Ce ne sono 2, 3 in giro, ce ne sono 25. Però No, cominciano ad essercene tanti. Sì. E guardate che forse è la cosa più facile da conferire, perché c'è una piccola bottiglietta che si mette sotto l'acquario. Io non so voi quanto olio producete, ma io una bottiglia così la produco in 6 mesi di olio. Noi la compagnia si dà Esattamente. Quindi quello del tonno, quello di Esattamente. queste cose qua, e poi vai in discarica e lo ributti. Questo è il progetto che vorremmo E per copiare. chi non ha le forniture, cioè che ha ancora la fogna a perdere, Sì. meno olio che li butti dentro e meno devi avere problemi. Ecco, il progetto dei pannolini per gli anziani e i bambini è un progetto che proprio Contarina pilota con questa nuova azienda che separa la cellulosa dalla cellulosa disinfettata. Pensate che ha una percentuale di riciclo di materiale che rientra dell'83%, con un valore altissimo. Con un valore perché è cellulosa. Altissimo. Pensano di entrare in corso di investimento in 3 anni. Hanno avuto dei grossi finanziamenti europei, ma in questo caso dico è giusto. Ecco gli incentivi che deve dare la nostra politica. Che azienda è questa che sei, no? Come? Fater. Fater. E la Pampers. Sì, la Procter & Gamble che ha fatto Qui nel Veneto ce l'hanno? in Veneto, sì, in Veneto Contadino l'impianto. a Crocetta del Montello. Crocetta. Sì. Fater. La fabbrica che separa i pannolini Io l'ho viste a Spresiano. o a Spresiano. No, Contarina. Sì, Contarina, sì. Io l'ho visto a Contarina Spresiano in... l'impianto. Allora è a Era Spresiano. ancora in fase. No, adesso è attivo da un anno. Allora è lì. Allora è Spresiano. È stato inaugurato ad ottobre. Sì. Hanno già passato la fase sperimentale. Tant'è che vogliono replicarlo in tutti gli stati adesso. Loro hanno Perché è il primo brevetto. livello mondiale. Sì. Hanno il brevetto. Ecco, queste sono le 2 soluzioni dove ci sono le case che non hanno nessun tipo di problema e magari invece dove ci sono piccoli appartamenti, perché pensiamo anche
a centri storici, io penso a Venezia come esempio massimo, avere dei piccoli sacchetti da poter mettere fuori in 2 giorni è ovvio che sarebbe, anzi è l'unica soluzione piuttosto che avere dei cestoni grandi. Questo è l'eco compattatore che abbiamo noi nel nostro comune, che ha un cestello, si butta dentro, si mette la tessera magnetica vicino, ma si potrebbe utilizzare anche ormai il codice fiscale che abbiamo, che è il microchip, che è molto semplice, si mette vicino, si apre lo sportello, butti il rifiuto, lo pesa e poi dopo lo compatta. Quando è pieno il contenitore c'è una segnalazione all'origine, quindi a Idra in questo caso, che manda il camion a ritirare. Allora scusa, questo ti fa, te lo pesa o ti conta assolutamente? Te lo pesa. Te lo pesa. Ok. Solamente che questo dato non viene utilizzato. No, perché cambia. Infatti l'obiettivo non è il numero di conferimenti, ma dovrebbe essere il peso. A Maniago, ad esempio, hanno fatto questo sistema in cui tutti i camion devono avere una bilancia che pesa quanto rifiuto viene buttato, sia il differenziato sia l'indifferenziato, perché il differenziato viene premiato al cittadino, l'indifferenziato viene tassato. Così giustifica che la tariffazione puntuale Ma è diminuita del 60%. Sì. Già quest'anno, almeno nel PEF hanno dato queste indicazioni. Qua ho messo le varie soluzioni che sicuramente ci danno delle problematiche, ma nelle soluzioni più difficili possiamo avere delle situazioni particolari di gestione. Ovunque è possibile farlo. Sì. Ecco, l'obiettivo sarà quello che anche i mezzi di conferimento siano ecologici. Ci sono alcune aziende che già li utilizzano e addirittura utilizzano il biometano che producono con la fermentazione del compost, invece di fare magari motori a biomasse, fanno un contenitore, lo utilizzano per i loro mezzi, oppure il futuro sarà i furgoni elettrici. Oggi ho saputo che l'INE nel 2030 ha stabilito di non autorizzare più la vendita di motori a scoppio, l'India. E sono un po' di miliardi di persone, hanno meno macchine magari rispetto ad altri paesi. Noi la Fiat che continuerà a fare. Ma la Fiat ha deciso di investire 9 miliardi nel settore elettrico. È l'ultimo Cioè piano. 2030 o 2020? 2030, 2020 è la Norvegia che vieta la vendita di motori a scoppio. L'India 2030. Visto che da noi c'è Sala che non fa entrare i diesel, Sì. Milano comincia. Milano, Roma hanno già dato dei time limit. Allora questo è il calendario indicativo, ma penso che poi ogni comune possa decidere autonomamente come farlo in base alle caratteristiche. Penso a Venezia devi comunque redigere un calendario completamente diverso. L'organico a 2 ritiri settimanali, 3 ritiri in estate, il multimateriale un ritiro settimanale, l'indifferenziato un ritiro settimanale, oppure se ci sono dove ci sono già i mezzi dei compattatori non serve buttare via ciò che si ha già e quindi riutilizzarlo. La carta e cartone un ritiro in 2 settimane e poi c'è il ritiro gratuito a domicilio sia dei rifiuti ingombranti, però devono essere selezionati in modo che sono una risorsa, non tutti insieme, il ritiro mensile degli oli esausti. Poi dei ritiri dobbiamo pensare personalizzati, ci sono sempre più anziani, sempre più pannoloni al di là dei bambini e quindi sta diventando una percentuale molto alta, dobbiamo pensare che questo rientri nel costo assolutamente, e poi dei ritiri supplementari per il verde. Guardate che il verde può essere assolutamente utilizzato nel compost. Il compost, l'idea è spingerlo al massimo a livello personale, individuale, condominiale o addirittura di quartiere. Noi abbiamo fatto una proposta agli orti sociali che abbiamo noi di fare una mega compostiera vicino al loro orto sociale, ce l'hanno approvata e quindi i cittadini adesso lo possono portare. È ovvio che dovremmo trovare un metodo di incentivazione che certifichi il cittadino che conferisca lì. Allora l'idea sarebbe mettere la compostiera all'interno degli orti sociali, ognuno ogni volta che va a conferire il compost gli viene dato un bollino che a fine anno se rientra magari in una percentuale di compost gli dà la riduzione che adesso è garantita invece a chi lo fa in un sì, tanto questo è quello che avete già parlato voi. Non spiego cos'è perché penso che tutti siano consapevoli. La cosa che a me piace un pochino di meno è questo recupero energetico, perché ovviamente questo è l'inceneritore. Ovvio che se questa parte qui
è irrisoria rispetto a tutto il resto della filiera circolare, dobbiamo pensare che possa essere anche utile. Faccio un esempio, proprio l'altro giorno a Confindustria c'era una cartiera che ha preso una vecchia cartiera della Burga Mantova, che hanno inserito nel loro progetto un piccolo termovalorizzatore per utilizzare tutti gli scarti che hanno. Gli è stata fatta una guerra incredibile, senza considerare che gli scarti che loro devono buttare nel termovalorizzatore devono andare nel termovalorizzatore non di Mantova ma di Brescia, e quindi i costi di trasferimento sono immensi, ma soprattutto hanno calcolato che l'inquinamento generato dai camion andare da Mantova a Brescia è superiore rispetto alla quantità di rifiuto che loro avrebbero bruciato, quindi bisogna fare delle considerazioni anche individuali. Il problema credo che sia soprattutto che non è che poi inceneriscono solo quello. No, solo per l'inizio. Solo cose interne, solo processi interni. Questa è una roba di aziendale, però non ti conviene farlo. Hanno delle, mi dicono tutte le cose che tengono insieme la carta, quindi le graffette, queste cose qui. Sì, sì, ma no. Ma un termovalorizzatore piccolissimo. Nicola, non ti conviene però fare questa cosa. No, io vi dico. Ma lasciala fuori. Perché comunque è intermedia, no? Perché che poi successivamente si potrebbe anche. Gli dai così? Invece tu tagliala fuori e vai. Non fare tu la pepisce. Lo stesso. No, il fatto è che nell'economia circolare c'è anche questa parte. Se non devi togliere, noi siamo contrari, tu la togli. Non metterti. Io sono in contatto con qualcuno del comitato, non è che sono proprio tanto tranquilli. Per questo mi sono permessa di dirti. Ecco, loro rassicurano tanto, ma come tutte le ditte che gestiscono poi queste grosse cose. Vabbè, il compostaggio penso che lo sappiamo tutti cos'è, cosa non è. L'idea appunto è la proposta, come fanno in Germania, in Finlandia e in Norvegia, questo compostaggio domestico che venga esteso al condominio e al quartiere. E ovviamente la percentuale di premio che viene data al cittadino deve essere calcolata anche nel caso in cui si estenda il compost al condominio e il compost al quartiere. Quindi bisogna trovare delle soluzioni tecniche per poter dare uno sconto sulla tariffa anche ai condomini e ai quartieri. Il compost più buono, mi hanno detto, è proprio quello fatto dagli utenti, dai cittadini. Non c'è compost migliore, proprio perché viene fatta una separazione dall'origine. La carta viene venduta attraverso il consorzio Comieco, scusate, e nel Veneto abbiamo 46 aziende che lavorano la carta, quindi ha un valore economico a livello di PIL anche importante dal punto di vista industriale. Il multimateriale, come vi avevo detto, viene indirizzato agli impianti, viene separato agli impianti, il costo è più basso di separazione degli impianti rispetto a una raccolta invece differenziata. Questi sono i 3 consorzi che gestiscono l'alluminio, il vetro e la plastica. E l'idea... Hai detto che c'è quell'altro consorzio sulla plastica? Sì, ho messo 3. No, oltre al Coretta, che sono dei delinquenti, che Giulio ce non ne vince. Però questi sono i consorzi che hanno fatto l'accordo col CONAI. Sì, questo è il CONAI, ma fuori del CONAI Aliplast ha creato un altro consorzio che fa veramente il riciclo della plastica, quindi bisogna stare attenti su sto Coretta. Perché da noi c'è un notificio per tranquillizzarci. Certo che la plastica che arriva è la plastica che sono dei figli di puttana, che fanno finta di riciclare e poi bruciano. Esatto. Allora bisogna dare spazio all'altro consorzio, segnatelo, sì, che ha come capofila Aliplast, che purtroppo è stato comprato da ERA, perché Aliplast è stato acquisito 6 mesi fa da ERA purtroppo. Però Aliplast ricicla la plastica. Però come dice Nicola che il 90% si apposta tipo sul tipo del CONAI. Ma questo lo so, ma era per dire che c'è anche qualcun altro che fa bisogno, bisogna immaginarlo anche no, perché gli ha fatto una guerra per 4 anni prima di partire questo consorzio. Il Coretta faceva finta che fosse illegale creare un altro consorzio, invece è legalissimo, perché è previsto dal decreto Ronchi, c'è proprio questa possibilità. Loro l'hanno fatto
Io sono andato proprio a Bologna quando hanno fatto la riunione, hanno fatto fare a me una relazione per dimostrare come bruciare la plastica sia molto meno energeticamente conveniente che riciclare. Io ho fatto il rapporto 1 a 10, insomma. Riesci a dare una relazione con Sì, un po' l'ho fatta. E quella volta lì ho visto che c'era anche la Carlapoli quella volta a Bologna, che è entrata in questo consorzio, poi disgraziata non c'è più, ma questi qui, al di là che siano ecologisti o meno, ma fanno un riciclo della plastica e non la bruciano, e quindi è importante, insomma. Basta, chiuso la parentesi. Scusa Michele, non ho capito, ma questi fanno anche la selezione? O... No, loro sono non sul circuito del domestico, ma sul circuito dell'industriale, cioè raccolgono tutti gli scarti di plastica industriale. Però ho capito adesso che stanno mettendosi anche sul domestico. È una strada virtuosa questa qui. Beh, chiaro, perché praticamente non resti limitato all'imballaggio, ma coprono tutto. Tutti gli sfridi di tutta la plastica che c'è in giro per l'Italia tendono a raccoglierla e a riciclarla. E hanno dei vantaggi economici enormi, cioè nasce dall'economia sta roba, non nasce dall'idealismo, insomma, è proprio economia. Perché la Carla a suo tempo mi aveva detto appunto che la Corepla era un po' appunto furbetti, perché chiaramente ogni passaggio costa nelle selezioni. A parte questo. Sì, quindi meno, per quello che dicevi prima te, è importante selezionare bene all'inizio, no? Però la Corepla cosa fa? La Carla mi diceva hanno capannoni pieni di roba perché loro vogliono pagare poco. Chiaramente per pagare poco non fai una selezione fatta bene, però dopo si trovano questo materiale che non serve a nulla, o meglio non serviva a nulla perché serve a noi. Poi li butteranno in inceneritore. Adesso poi c'è un grande attenzione, problema. c'è nel sito, se tu vai nel sito del Corepla, io su questo ho fatto uno scontro a Rimini a Ecomondo col Corepla, poi non mi hanno più chiamato. È stata una cosa micidiale. Cioè io sono andato lì a parlare a nome dei consumatori, dei consumatori, e ho mostrato lo slide del sito del Corepla dove chiaramente veniva fuori, quella volta era il 46% mi pare, che andava come chiamano loro, recupero energetico. Ecco. E lì sono rimasti di merda perché facevano tutti i discorsi sul riciclo eccetera eccetera, e fuori quasi metà lo butti in incenerimento. E il Corepla continua a farle, secondo me ho visto i bilanci di qualche anno fa, e continua andando a scavare nei numeri perché non te lo dicono chiaro, ma poi alla fine capisci, c'è ancora una percentuale simile che va a incenerimento. Un'altra cosa è che quest'anno o il prossimo c'è la rinegoziazione degli accordi CONAI. E anche là, siccome il CONAI ho visto che è composto da 17 persone, sono 8 produttori, 8 utilizzatori e uno del Ministero. Non ci sono i comuni. Sì, no, dei consumatori sarebbe, che però lo mette il Ministero e non mette assolutamente nessuno. Cioè, secondo me questa cosa, adesso non so se qualcuno aggancia con il governo nuovo, veramente è qui che bisogna intervenire, nel senso che non è possibile che non ci siano i consumatori, che non ci siano ambientalisti, eccetera, primo. Secondo, quando si va a negoziare, mi diceva sempre la Carla a suo tempo, questi hanno fissato un livello di impurità pari al 4%. E la Carla diceva guarda che il 4% è impossibile rispettare, quindi riserva sempre non conforme e non paga. Anche qui chi va a negoziare deve sapere di che cosa sta parlando, perché sennò... Questa è la realtà, proprio così. Ma qua sarà importante l'indirizzo politico, cioè avere un consorzio forte che abbia grande potenza sul mercato è un grandissimo vantaggio, ma è ovvio che l'intendimento del consorzio deve essere quello di rivendere la plastica, non di bruciarla. Quindi l'importante è chi comanda questi consorzi, quindi va bene anche che ci siano 7 produttori e magari 7 consumatori, ma alla fine... No, non va bene perché essendoci produttori sono contrari al voto a rendere, capito? Sì. Il CONAI è paralizzato dai 7, io sono stato 3 anni a nome dei consumatori, poi hanno tolto i consumatori. Ma se tu dai gli incentivi alle aziende che fanno il voto a rendere invece di farle a coloro sì, che... se dai un incentivo, sì, ma attualmente loro dentro al CONAI fanno la guerra al voto a rendere, e il CONAI che fa la guerra al voto a rendere. Cioè perché perdono materiale? Ma certo, perché sono produttori loro, e i produttori non guadagnano più se fai il voto a rendere. Sabato prossimo a Roma. Ci sarà un grandissimo problema adesso sulla rinegoziazione della plastica, perché dopo la chiusura della Cina, che era il più grande
compratore di plastica usata ci sarà una enorme disponibilità di plastica che farà calare il prezzo e quindi questo avrà delle implicazioni non differenti enormi. e tra l'altro c'è il rischio che va tutto in incenerimento perché dopo si crea l'emergenza. Allora, sembra che la Comunità Europea faccia uno stanziamento particolare proprio per compensare questa diminuzione di costi e quindi rendere sempre vantaggioso il fatto. Ma in questo la politica deve essere lungimirante e quindi anche adeguarsi al momento storico. Infatti sono due convinti che oggi c'è a livello di leggi europee normativi, piuttosto che nazionali, se no noi come comitati... Teniamo aperta questa finestra, e la teniamo aperta perché mi è venuto in mente adesso, visto che c'è il nuovo governo, anche se il ministro non è quello giusto per queste cose, perché è quello della repressione, no, è il forestale il ministro, ma non importa, è una persona per bene, quindi può darsi benissimo che sia un interlocutore. Chiediamo un incontro. Adesso noi facciamo i compiti per casa dell'estate, prima del settembre, uscire fuori sia verso la regione, e il lavoro è già fatto, ma sia anche verso il governo, perché non lo sta facendo nessuno veramente. Beh, si è appena insediato, noi possiamo chiedere No, un incontro. sto pensando a Ciacci, a tutti quelli che fanno i discorsi di rifiuti zero nazionali, bla bla. Al di là di quel discorso del referendum eccetera eccetera, con dentro cose che fanno un po' anche che non c'entrano niente, la puzza eccetera, insomma che fanno scadere un po' il livello della cosa, secondo me bisognerebbe enucleare 2 o 3 punti da queste cose qua e andare dritti verso il Ministero, in qualche maniera, attraverso i 5 Stelle, attraverso qualche strada, perché quelle normali non ci arrivi mai. Beh, insomma, adesso pensiamo che ci sia la possibilità di avere un canale per trovare un canale facile per cui arrivare. Non andare in ministero, ma andare dal ministro, che è diverso. Sì, che se vai al ministero i dirigenti sono gli stessi. No, non è detto, magari dentro il ministero qualche dirigente per bene c'è, stai attento, bisogna anche ricapire, ma non lo so io, ma qualcuno lo sa che c'è. E poi fare 2 o 3 proposte e basta, non 1000 proposte. Proprio semplici, tipo quelle che stai dicendo tu, no? L'incentivo o non l'incentivo, la legge che è già fatta, c'è già fatta la legge, mettiamoci l'incentivo, basta fare delle piccole cose, insomma. Guardate, adesso io ovviamente sono di parte, però leggendo il contratto di governo presenta come obiettivo, come esempio Treviso. Se attuassero questo, esatto, il nostro discorso rientra. Allora partiamo da lì. Però che però a Treviso bruciano la plastica nel programma di governo della Lega, che sono insieme, a pagina 35 c'era scritto che è previsto l'incenerimento, quindi sperando che prevalga la parte. No, ma nell'accordo non c'è, dobbiamo stare sull'accordo, ha ragione lui. Bisogna basare su quello lì. Allora, se Treviso è Contò, ascoltami, noi dobbiamo usare Contò come leva per fare assolutamente, sono d'accordo. Per arrivare lì. Assolutamente. Okay. Io vorrei però sottolineare che esiste anche l'altro corno del problema, nel senso che un conto è la parte gestione dei rifiuti e quindi l'offerta di materia riciclabile, l'altro corno è la domanda. Cioè, secondo me anche l'interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico è importante, perché lì è dove si definiscono gli incentivi per le aziende che incrementano la domanda di materia prima e seconda. E quindi questo va tenuto presente proprio in virtù anche del discorso che facevi tu sulla impresa, politica e cittadinanza. Dobbiamo interessare quelle tre cose. L'impresa, il Ministero dello Sviluppo Economico interessa l'impresa. La politica, in questo caso nostro, è il Ministro dell'Ambiente che deve gestire. Perché la cittadinanza è già pronta. Noi portiamo il documento che è stato elaborato non a caso dal Ministero dell'Ambiente e del Ministero dello Sviluppo Economico sul posizionamento strategico sull'economia circolare. Di fatto manca proprio di questi elementi qui, della parte di incentivazione sia da un lato che dall'altro. È molto vago. Ma erano già tante pagine, se ne facevano altre dettagliate. Alla fine sono 50 pagine. Comunque questo è il corno del problema. Infatti io faccio parte dell'Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare e noi abbiamo interloquito su quel documento proprio cercando di porre il tema degli incentivi. Ovviamente il nostro tema è molto basso, ma però secondo me è un tema che va posto soprattutto in funzione di tutta quella parte di incentivazione che passa sotto il nome di Industria 4.0 e che invece dovrebbe essere più
orientata da criteri di tipo di sostenibilità, quindi verso un orizzonte di economia circolare, secondo me. Bene. Perciò io penso che Nicola dovesse stare più in contatto, visto le proposte, se le avete già fatte, che per questo punto esattamente, per arrivare... Abbiamo... Io la sua mail, lei ha anche un telefono e magari... Perfetto. Ok. Beh, poi ho messo solamente quello che specificavamo prima, la suddivisione della plastica nei 5 colori. Sapete che poi c'è una parte di plastica che invece non può essere riciclata. Però lì deve lavorare lo Stato con delle normative e non autorizzare più che quella venga utilizzata come imballaggio. Pensate solamente a quello che hanno fatto con la Nespresso, che li hanno praticamente non obbligati, ma la prima è stata la Caffè Vergnano, che hanno fatto uno studio finanziato dal comune di Capannoli per le capsule biodegradabili. Perché si erano accorti che la maggior parte del rifiuto della fine del secolo erano... Sì, hanno calcolato che lo 0,75% dell'indifferenziato era dovuto alle capsule e quindi ecco, a quel punto lì la percentuale di indifferenziato non conferibile diminuisce sempre più e quindi loro stanno già ragionando, avendo già il 92% differenziata, quell'8% di ridurlo. È ovvio che è più difficile, ma quello lì lo puoi solo ridurre all'origine. Pannolini, le capsule, chissà quanti materiali deposati in plastica non possono essere più Posso fare un utilizzati. inciso sul discorso del caffè? Io lo trovo veramente pazzesco che in un momento di crisi come sono stati sti anni dal 2008 in poi abbia avuto questo grande sviluppo il discorso delle cialde, perché se uno va a vedere il prezzo al chilo del caffè delle cialde varia dai 38 ai 49 euro, quando tu compri il migliore caffè anche in torrefazione lo paghi i 15. Sì, diciamo che 25 pagano del bar. Cioè, veramente pazzesco. Hanno fatto anche le capsule utilizzabili. Sì, però dico, fortuna. sì, no, ma dico, per fortuna adesso stanno andando verso il riciclo, però pensare che il consumatore paga 5 volte quello che Riusabili. Riutilizzabili. Sì. e che la gente usa le cialde per non star là. Sì. Sì, sono... Ma però dobbiamo anche capire che la gente ha anche diritto di comprarsi le cialde se vuole, no? Sì, sì. Ovvio che se alla cialda metti una sovrattassa del 15%, invece di costarti 42 centesimi ne costa 54, magari uno ci pensa. Se invece quelle che sono le capsule biodegradabili, quindi un prodotto riciclabile, costa 42 centesimi, magari compri quelle lì. E quindi l'azienda che la deve vendere a 57 comincerà a produrre. È sempre un discorso economico e normativo. Però il cittadino non può neanche impedirgli di comprare. No, ma dico che tanti cittadini secondo me non si rendono nemmeno conto che stanno pagando un prodotto 5 volte quello che Assolutamente, pagano. assolutamente sì. Perché è comodo. Ecco. Forse sentiremo. Va bene. Fate il punto su. Cioè, devo andare molto veloce. Ecco, questo ad esempio sono delle aziende che si riferiscono ad altri consorzi di filiera sulle plastiche, sull'alluminio e il vetro. Cioè vendono indipendentemente il prodotto che riciclano. Come? Ne avete visti, non so se sono dei comuni dove avete voi che li hanno inseriti, praticamente questi ecocompattatori il cittadino separa già il materiale all'origine. Pensate che in Germania hanno la separazione per i colori della plastica e anche del vetro. E del vetro. Okay? In tutti i supermercati. La Baviera è obbligatoria, se andate in qualsiasi supermercato della Baviera è obbligatorio l'ecocompattatore. Il vantaggio per i cittadini è quello di risparmiare, come ogni volta che conferiscono una bottiglia, un alluminio, una plastica, gli viene dato un bonus. Il bonus deve essere speso all'interno di una filiera di commercianti e noi abbiamo pensato nel proprio territorio, in modo che la risorsa rimane nel territorio. Io compro la bottiglia, se dovrò comprare ancora una bottiglia di plastica nel mio supermercato e la riporto nel mio supermercato dove la conferisco e lui mi dà il buono per comprarla, per comprare delle altre cose all'interno del supermercato. Nelle scuole a Padova è stata fatta una sperimentazione in cui viene messo il distributore di merendine, di bottiglie o altro e vicino c'è l'ecocompattatore. L'ho visto, sono in 5 scuole di Padova, è stato fatto, dei risultati nei primi 3 mesi. Avevano calcolato un ritiro ogni 2 settimane, hanno 2 ritiri a settimana di prodotto, perché i ragazzi cosa fanno? Da casa portano e conferiscono e quindi c'è meno rifiuto nella gestione e soprattutto il grande vantaggio è che qui l'impurità è 0.
c'è solamente lo sporco della bottiglia, magari del vasetto di yogurt. A questo proposito, non so se ti avesse un'idea da pensare, il discorso che lei faceva i concorsi con le scuole, no? Sì. Allora, abbinandolo a questa cosa qui, veramente potresti avere impurità zero e riduci anche, siccome da noi adesso mettono insieme plastica, però se tu hai la lattina pulitissima, la PET pulita, i ragazzi veramente potrebbe essere un modo, uno, per finanziare le scuole, ma anche per avere una buonissima qualità di materiale, sì, che ha un prezzo più alto. È vero, adesso vi dico una cosa che magari molti contestano, comunque il prodotto viene ripulito dopo. L'acqua che si usa per pulire il prodotto prima di conferirlo è comunque un'acqua che noi paghiamo e spendiamo per depurarla. Quindi va bene una pulizia veloce, ma considerate che qualsiasi prodotto poi viene pulito e disinfettato, quindi c'è un altro processo di lavorazione. Sì, però un conto, per esempio, diceva la Poli che quando faceva la festa Sherwood qui a Padova, gli aveva insegnato a quelli che erano incaricati delle differenziazioni di togliere il tappo e addirittura toglievano anche l'anello. Cioè, se quei bambini, che è una cosa facilissima, non costa niente, la plastica se la portano a scuola, no? Si potesse fare questo a livello generale, veramente, anche quando girano con i camion, troveresti pochissima plastica PET, quella che vale nei bidoni, e la troveresti pulita, già pronta da inviare. Assolutamente. Vi faccio questo esempio. Noi abbiamo fatto una mozione in comune in cui chiedevamo al sindaco di poterne installare 5. 2 nelle scuole, uno davanti al comune, uno davanti a dove fanno il prelievo del sangue e uno davanti a un bar del nostro comune. E c'è stato vietato, non c'è stato autorizzato, era a costo zero per il comune. Perché? Perché l'azienda che produce, non è questa, non ho messo proprio pubblicità apposta, lo dava gratuitamente. Perché? Perché loro guadagnano dalla vendita del prodotto. Esatto. Loro sono disponibili a darci tutto quello che vogliamo gratuitamente. Loro guadagnano da vendere il prodotto ha un valore altissimo perché è puro, la maggior parte delle volte è pulito, hanno i loro canali preferenziali che sanno già che questo prodotto è pulitissimo e quindi hanno un valore commerciale immenso che compensa l'investimento. Non hai i passaggi che si diceva prima, ogni passaggio costa, qua non hai passaggi. Esattamente, perché ci è stato negato, perché il rifiuto non è di nostra proprietà, ma quando diventa rifiuto è di proprietà dell'ente gestore. Posso dirti che lo vende. A livello giuridico questo non è vero, perché il mio è rifiuto nel momento in cui lo metto sulla strada. Esattamente. Però se io non lo metto sulla strada e lo metto sul bussolotto, non è rifiuto. L'unica possibilità era mettere questi ecocompattatori in zone private. Quali sono? I supermercati. Voi li trovate questi adesso, o c'è un'autorizzazione da parte del comune su metterlo su un suolo pubblico, oppure se lo metti sul suolo privato, come dentro i supermercati, puoi metterlo, perché tu conferisci poi il tuo prodotto all'ente. Quindi è una roba fattibile. Esatto, è fattibile. Noi volevamo farlo come comunità, metterlo dentro le scuole, mettere alcuni punti visibili, e ci è stato vietato per questo motivo. E sarà una battaglia che sicuramente porteremo avanti. Ma è una balla totale. È una balla totale, ma se il comune democraticamente ti vota contrario, serve la balla, però ve la sappiamo. Non ho capito, ma qui a Padova, nelle scuole, poi il prodotto, cioè quello che viene ritirato, va, voglio dire, gestito dal comune oppure... No, dalla società. La società ha il distributore delle lattine e delle merendine. E vicino c'è il suo compattatore. Quindi quando tu butti la bottiglietta ti dà il buono lo puoi, lo scarichi in una chiavetta e lo puoi utilizzare per comprare poi la bibita. Quindi lì c'è stata l'autorizzazione da parte del comune, ma anche del comune credo, perché... Sì. Non so se il comune o forse della provincia, perché è provincia, sì, la scuola è provincia, scuola secondaria, secondo grado, dove ci sono le macchinette. Perché esattamente. Ok. Però è una cosa che il comune potrebbe fare nelle sue scuole, quindi elementari. Più è bassa l'età di insegnamento all'utente, più è grande il risultato. Guardate comunque tutte le generazioni dei nostri figli sono pronte a fare una differenziata spinta porta a porta perfetta, quindi è già istruito. Magari chi viene dagli altri paesi non era abituato, ma
impara in un attimo, se gli dai dei soldi, ogni volta ti porta la bottiglia. Mi ricordo la Carla, mi diceva ancora a sua tempo, che mi è portato di essere da lei un giorno che sono arrivati 2 bilici del Sherp di qua di Padova, e si sono illuminati letteralmente gli occhi. E mi ha detto, guarda Daniela, no, questo è oro. Perché questi qua mi ha insegnato che devono fare bene la differenza persino l'anello, e io qui non ho passaggi. Io la roba mi arriva e io la consegno. Loro prendono soldi perché io gliela pago, a differenza di tante sagre che avevano problema di dover pagare i rifiuti, tant'è che dopo la contadina successivamente ha fatto anche lei questo discorso con le sagre, e in più è tutto un materiale che si parla di 390 euro tonnellata, ripeto, quindi sono bei soldini. Una volta sì, adesso no. Invece, se la vostra sensazione, ma come comitati, secondo voi, è possibile, valorizzando l'attività di ciascuno, essere al corrente di quello che si muove? Perché mi sembra che siamo tutti super impegnati in 1000 cose, ma alla fine non riusciamo a avere un piano strategico. Non lo so se è vostra sensazione. Con molto rispetto, perché siamo con quello che sta muovendosi in questo momento qua, ci mancherebbe altro che qualcuno creda di avere in mano lui la chiave, non è questo. Però riuscire a fare in modo che la gente sappia un po' di più di quello che sta succedendo, perché sto guardando, proprio misurando l'informazione e a cerchi vicini, ma a cerchi l'informazione non travasa. No, è la mia sensazione, non so se sbaglio. Molto individuale, ogni comitato. Sì, esattamente. Con molto rispetto per il lavoro. Ma il rischio è che si rischia di politicizzare se si fa un'associazione di comitati. No, e questo è il rischio per cui non si crea. Secondo me non abbiamo il pericolo di questo, perché ognuno fa quello in cui ci crede, per cui non è che poi uno voglia manovrare. Siamo indietro che non so. Io non so cosa pensiate, ma insomma il problema dei cambiamenti climatici, guardate che tutti i progetti in questo momento, tutti sono senza terra, tutti, anche i vertici sono senza terra. Ieri ho sentito Del Rio che parlava tutti i fasti di Treviso, che lui ha sostenuto il Mose, ha sostenuto la Pedemontana, ha sostenuto. Non l'ho detto, siamo a livelli buoni, molto buoni. Ecco, io non lo so, pensavo di lanciare un po' questa idea, comunque buon lavoro e ci risentiamo. Però questo qua, il passaggio che sta facendo Nicola, va verso l'allargamento. Lo prendo, lo sa già Nicola. Va verso l'allargamento, perché questo riguarda tutti. Ecco, oltre ai cittadini, il vantaggio per la comunità è che c'è un'altissima qualità della materia riciclata, una riduzione delle tonnellate da ritirare per la società di gestione, quindi diminuisce nel PEF il valore del ritiro e il mantenimento delle risorse negli ambiti commerciali, e quindi si evita in questo caso il fatto del rifiuto nomade che porta i rifiuti in giro per gli altri comuni, perché il rifiuto diventa una ricchezza. Dobbiamo far capire alla gente che il rifiuto è una ricchezza, non è un rifiuto. Ecco, questa era una proposta, guardate gli anni in cui... Nicola, scusami una domanda. Questi ecocompattatori, diciamo, sono in grado di riconoscere quello che metti dentro o no? No. Vedi... È sempre la responsabilizzazione della parte del cliente, sì. La plastica viene messa nel cosa della plastica. Sì, quindi devono essere sempre presidiati e vicini. Non sono presidiati, ma non c'è una percentuale di impurità all'interno. Questo ormai storicamente. C'è questa società che poi è padovana, che distribuisce questi ecocompattatori in tutta Italia. La società è Riciclia di Cadone, addirittura. Quindi il nostro comune, pur avendo un imprenditore, costruisce tutti gli ecocompattatori nel Veneto, quindi ha un'unità produttiva nel Veneto. E lui mi ha detto che la percentuale di purità è nulla. Loro vendono il materiale come la poli, arriva, stoccano, devono solamente dividere i colori, anche del vetro, perché vale molto di più. Quindi la separazione meccanica o manuale
compensa il costo poi di confezione. Ma che tu dicevi che hai visto diciamo nei supermercati negli altri paesi, no? Ma anche a Bolzano, tanto Asio così. Ma che so, prendono su anche le vaschette di polistirolo? No, bottiglie, le bottiglie e le lattine al vetro. Se andate ad esempio adesso nella nuova catena Aldi, all'interno hanno l'ecocompattatore e vi danno il buono. L'ho visto l'altro giorno, perché in Germania c'era, la conoscevo, io andavo in Germania a fare la spesa lì perché è tutto materiale biologico e hanno questo ecocompattatore. Però io ho sempre conferito la bottiglia di plastica, di alluminio e vetro, quindi... E io lavoro su un sito dove siamo circa 3.000 persone dentro, quindi siamo grandi produttori. Ho visto che il gruppo Argentana, quello che ci fornisce macchinette caffè, merendine, snack, e su alcuni punti di distribuzione c'è la macchinetta per la plastica o per il vetro. Praticamente metti dentro tritura. Addirittura, già. Sì. Ma e infatti puntualmente le macchinette sono sempre, queste macchinette si incastrano dopo qualche giorno perché probabilmente non le svuotano, quindi si riempie e sta là. Quindi volevo capire, sta roba triturata sono soldi praticamente. Certo. Cioè tutti questi bicchierini del caffè che la gente mette dentro, e anche il cucchiaino di plastica, così come per le bottigliette di plastica, sono soldi? Sì, sì. Ok. Perché chiaramente l'azienda, che è una grande azienda, paga la tassa dei rifiuti, a lei che paga 100 sia che ci sia storage installato dentro o che non ci sia. Ma non dovrà più essere così. Bravissimo. Dovrà pagare di meno. Esatto. Perché devi pagare in base a quanto produci, questa è la base. Per incentivare comunque l'utilizzo di sti robi qua, l'azienda potrebbe anche fare un ragionamento dicendo sì, io ti do a te l'appalto per le macchinette, però ti pago un po' di meno perché tu ci fai i soldi con quella roba là poi. Potrebbe essere una cosa commerciale interessante. Sicuramente tutto sta quanto guadagna l'azienda da vendere, è tutta una cosa, un conto economico che bisogna fare. Però è giusto che in quel caso lì l'azienda paghi di meno perché conferisce meno rifiuto. Come il cittadino. Ma anche ci guadagna il fornitore, la vendita di quella materia che ci guadagna. Però considera che poi deve lavorarlo, quindi c'è un processo industriale e rientriamo nell'economia circolare. Ovviamente Argenta darà il suo prodotto ai suoi fornitori e quindi rimane lì. Magari, come dicevano nell'economia circolare, l'ideale è far percorrere pochi chilometri e mezzi, perché quello è un costo che noi non consideriamo, ma è un costo molto importante. Ad esempio adesso nella filiera economica il costo di trasporto sta diventando sempre più ingente rispetto ai costi di produzione. E questa è una cosa da considerare. Però sarebbe giusto che la gente pagasse in più caffè se si prende il bicchierino di plastica invece che la sua tazzina. Sì, Ma queste sono tutte virtuosità che poi ci permettono di andare dall'85 all'86, all'88, al 90%, perché poi il cittadino si abitua. A casa non abbiamo mica il bicchierino di caffè che mettiamo via, abbiamo questa tazzina. Forse ecco, io la criticità che vedo in questo sistema, che va benissimo per la raccolta pulita, però sto pensando per esempio, io lavoro a scuola, quello che invece io vorrei cercare di fare è quello di progressivamente diminuire la plastica, mi collego al discorso di prima. Questo sistema va benissimo secondo me per alcuni materiali, vetro, alluminio eccetera, o in fase di transizione, però forse il rovescio della medaglia è che la plastica, che è un problema, cioè dobbiamo anche cominciare a pensare non soltanto nell'ottica di rifiuto ma anche nell'ottica di una progressiva riduzione all'origine. Allora, per esempio, io quello su cui sto macinando da un anno è questo mio progetto folle di cercare in qualche modo di innescare un meccanismo per cui il caffè, insomma quello che a scuola si prende, che i ragazzi sono a scuola superiore, quindi i ragazzi proprio sono sempre lì alle macchinette, un sistema per cui ci sia lì la diminuzione della fonte del rifiuto.
sto vagliando diversi materiali, bicchierini che uno si porta a scuola come la borraccia, può essere anche un segno di riconoscimento della scuola come la maglietta eccetera, in modo tale da fare entrare proprio anche a questi ragazzi che sono cresciuti con l'usa e getta l'idea che invece quello è un oggetto che tu puoi riutilizzare, che è tuo, e quindi questi compattatori vanno benissimo, però secondo me c'è questo rischio per quel che riguarda la plastica, cioè che si crea sì un circolo virtuoso perché comunque viene recuperata, però poi alla fine sappiamo che alla fine è un problema. Ma quello che il compattatore deve essere come l'inceneritore. Noi dobbiamo pensare in questo momento. È una via di mezzo. Dopo lo togliamo. Sì, in fase di transizione, no, infatti. L'esempio tuo è come il sacchetto di plastica della spesa di una volta. Tutti andavamo e lo compravamo. Sapete quanto è diminuita la vendita di sacchetti di plastica adesso in un anno? Del 92%. Tutti hanno un sacchetto. Anche il ragazzo, se noi lo educhiamo a avere la sua tazzina, all'inizio sarà un cretino, detto dagli altri, ma come ti porti la tazzina? Ma se il caffè costa 10 centesimi in meno, 15 centesimi in meno, magari uno si mette la sua tazzina di plastica che riutilizza, se la porta da casa, se la mette nello zaino, è la stessa identica cosa, penso. Solo che è veramente quello un passaggio ancora più alto, cioè se dobbiamo pensare a quel livello lì, vuol dire che abbiamo già raggiunto dei livelli di responsabilità civile. Sì, no, basta dire, vuoi il caffè col bicchierino? Non lo vuoi senza bicchierino? Sì, differenza 8 centesimi già per i ragazzi che hanno sempre oppure ogni tot ti do il caffè gratis. Ecco. Una delle aziende che produce queste macchine è a Schio, è una delle più grosse in Italia, la FAS. È lì a Schio che fa queste macchine. Programmare una cosa del genere è facilissimo, anzi c'è già chi chiede all'estero l'esclusione del bicchiere perché ci metti dentro a programmare il prezzo in modo diverso, si può anche chiedere una sperimentazione con loro. Certo. Questi sono tutti strumenti che si possono inserire in questi piani, no? Comunque io sarei più drastica, io le eliminerei le macchinette dalla scuola, che si portino un bel panino da casa. No, ma è il discorso sono le macchinette, ma anche le macchinette del caffè, se vogliono bere qualcosa di caldo, sono ragazzi grandi, insomma, sì, poi sono d'accordo sul discorso anche lì dei distributori delle merende o del cibo. Il discorso è che anche lì attraverso quel tipo di distribuzione passano tutta una serie di messaggi che hanno un valore decuplicato, perché quando tu trovi qualcosa a scuola, voglio dire, non trovi le sigarette a scuola perché sei a scuola, no? Però trovi il cibo sicuramente dannoso per la salute, che ha un imballaggio che è allucinante, e anche lì passano dei messaggi. Ci sono anche le elementari, queste macchinette, facciamo un sacco di educazione ambientale, di educazione sanitaria, del cibo, e poi c'è la macchinetta con le merendine dentro, E magari non ci sono i cartoni della raccolta differenziata, che nel nostro comune non ci sono. Poi appallottolano il foglio e lo mettono tutti insieme. Negli uffici comunali non puoi differenziare il prodotto, è una cosa incredibile. Incredibile. A proposito della questione del vending, quindi delle macchinette, istituti eccetera, io una cosa che da tempo stavo immaginando, ma per esempio provare a ragionare con l'azienda che gestisce le stazioni dei treni, affinché dentro le stazioni dei treni ci sia la casetta dell'acqua, per evitare il grandissimo consumo di bottigliette, no? E quello per esempio potrebbe essere una roba, secondo me avrebbe intanto crei un'alternativa all'acquisto della bottiglia con relativa acqua, che prima qualcuno diceva del caffè, no? Ma se pensiamo all'acqua, che mezzo litro refrigerata ti costa 1,50 euro, il doppio della benzina, cioè, sono cose assurde che non dovrebbero neanche esistere dal punto di vista economico, però esistono. Nelle stazioni secondo me potrebbe essere molto interessante fare una sperimentazione e capire come si trasforma il consumo da parte del cittadino, se ha un'alternativa. Adesso ti faccio però un'analisi commerciale.
Centro Stazione è una società di Trenitalia che affitta gli spazi. Se io ti do l'acqua gratuita al bar a 5 centesimi puoi farla pagare più, 10? In mezzo lì devo chiedere al bar, invece di 1.000 euro al mese, devo chiedere 500 perché il grande guadagno del bar è acqua e caffè. Lì vendono nelle macchinette ormai, cioè le stazioni. Sì, ma la vendono a 1,50 €, 2 euro. Cioè fai la concorrenza al tuo cliente, questo è un discorso. Ma chi dovrebbe essere? Il comune che fuori dalla stazione mette la casetta dell'acqua. Cioè l'acqua è di tutti, questo deve partire. Non può Il mio ragionamento però 100 stazioni è un'azienda. Sì. Le aziende, come dicevamo prima, devono trovare anche, come dire, un elemento che le contraddistingue dal punto di vista della sostenibilità. Quindi questo ragionamento dovrebbe ovviamente far parte di un accordo per cui vengono incentivate in qualche modo a fare questa cosa e a cambiare il modello di consumo, perché di quello stiamo parlando, non dice insomma alla fine va cambiato un modello di consumo, dopodiché potremo capire quali saranno le conseguenze. Si può fare una richiesta di appuntamento, una stazione e provare questa cosa. No, ma è più facile questa strada qui di obbligare i comuni a farlo fuori dalle stazioni, molto più facile che non per arrivare, molto più facile. Posso fare un ragionamento un attimino più ampio, perché è proprio giusto quello che dice lui, nel senso che il comune ha il costo di smaltimento, perché se tu prendi una città come Venezia dove hai 4 milioni di turisti, calcolando che ogni persona minimo si porta la bottiglietta da mezzo litro, sono 4 milioni di bottiglie che per esempio i cestini, che devono essere portati, che vanno a finire in giro, eccetera. Cioè, veramente è rivoluzionario, perché uno si prende magari la compra la prima volta, ma nella sua giornata. Va bene, il tema è interessante, andiamo avanti, molto interessante. Ma scusa, ne aggiungo un'altra e chiedo, visto che hai girato, rispetto alle macchinette, no, che si diceva le cose, però non esiste la macchinetta che ti lava la tazzina? Ma sicuramente l'azienda potrebbe farlo. Sicuramente un piccolo dispositivo metti dentro la tazzina e te la disinfetta. C'è già l'acqua calda. Quindi spruzzi potrebbe esserci. Questo potrebbe essere l'incentivo a un'azienda che fa queste macchine. E qua molto velocemente, guardate, questi sono gli anni in cui era stato proposto un piano di azione nazionale, 2008-2009, tutto completamente disatteso. La richiesta che io ho inserito in questo progetto è che ci sia invece un'attuazione del sistema degli acquisti verdi e dentro tutti i bandi di concorso ci sia una voce che o impegna o favorisce quelle aziende che invece producono dei prodotti riciclati e quindi nei bandi ci sia anche questo vantaggio a chi fa dei prodotti verdi. Per quanto riguarda, vediamo se subito dopo c'è la casetta dell'acqua, eccola qua. Vabbè, questa è nelle scuole, nelle messe aziendali, moltissime si fa già, però si dà l'acqua del rubinetto. La mia idea invece è che la Regione Veneto finanzi degli ionizzatori depuratori per produrre, come finanziandoli, il discorso che facevi te Daniela, dal risparmio del minore conferimento di bottiglie di plastica. Ok? In quel modo lì rifinanzi tutti i controlli periodici di qualità che devi fare obbligatoriamente, la fornitura di ionizzatori depuratori. Guardate che non costa poi tantissimo, costa 250 euro all'anno, compresa la macchina. Quindi è una cosa veramente irrisoria per una scuola, quello che pare. C'è qualcosa che non mi torna, forse sbaglio, però cioè così si passa l'idea che l'acqua del rubinetto non sia buona. In alcuni posti, se tu bevi acqua è impossibile da bere. Non so voi a Padova, voi a Cadona che certi giorni è impossibile da bere. Secondo me è una mentalità che cioè noi dobbiamo pretendere che l'acqua che beviamo, abbiamo raggiunto la civiltà con l'acqua che ci arriva in cucina e quella è l'acqua da bere, non è sempre così. Beh, allora ci sono, cioè, allora bisogna pretendere che sia buona quella che ci arriva in cucina, cioè siamo arrivati all'idea che comunque l'acqua deve essere altra e invece abbiamo una grande civiltà con l'acqua che ci arriva in casa, buona, sana,
Ma tra l'altro anche Etra, se tu guardi sul nostro sito, ti incentiva, ti mette un'etichetta, un modello con le bottiglie, e ti fa i valori di parametri. Cioè non c'è nessun bisogno di organizzatori e depuratori. Non tutti la pensano così. Quindi, cioè non è questione di pensare, è questione di parametri rispettati. però noi abbiamo fatto i parametri della nostra acqua ed è un'acqua assolutamente da Cioè inquinata, non è educata. No, è potabile, attenzione, potabile però ha dei valori di particelle all'interno che vengono abbattute da ionizzatori di prodotti di minerali che non devono esserci in percentuale superiore a quello che dovrebbero essere. Secondo me potrebbe essere per me il caso di metterlo sul coso, perché è giusto dare l'idea che l'acqua che bevi è di rubinetto. Dopo se c'è una scuola particolare che ha problemi, gli ionizzatori cosa possono sempre. Ma la casetta dell'acqua, attenzione, la casetta dell'acqua ha dentro dei depuratori. Sì, d'accordo. Cioè stiamo parlando di dare. Ma infatti io non sono d'accordo neanche con le casette dell'acqua. Diciamo che se è un passaggio per dire non comprarti una bottiglia, è una cosa educativa, ma che bisogno c'è? Abbiamo l'acqua, se uno proprio la vuole gasata si compra il gasatore in casa. Cioè il commercio di acqua in generale per me non dovrebbe esistere. L'acqua che arriva in casa, dobbiamo vedere che il nostro acquedotto funzioni, e già in buona parte funzioni, no? Cioè non abbiamo più le donne che devono andare alla fonte adesso si caricano di acqua al supermercato. Però è anche vero che c'è acqua e acqua. Guarda che non è Nel così. senso, se io vado dalla Consorzio Schievenini e bevo l'acqua che mi fuori dalla fontana, ha un gusto, ma se vado in Umbria e vado alla fonte, tra virgolette, della Ferrarelle che ha la stessa, ha tutto un altro gusto. Cioè, a me piace bere acqua, le acque. Tu vai in qualsiasi regione d'Italia, sono diverse. Sono diverse. A me piace bere acqua diversa. Non solo belle e buone, c'è anche il problema di metà mestre prende l'acqua come da San Benedetto e metà prende l'acqua del Sile. Quella metà che prende l'acqua del Sile, quell'acqua che gli viene fuori dal rubinetto, sa di cloro. Il corso del popolo divide chi beve cloro e chi non beve cloro, per capirci. Quindi non è così semplice il discorso. Sicuramente in effetti una legge regionale assolutamente, cioè che bisogna. No, basta togliere la scritta depuratori e ionizzatori, metti solo, anche perché devi metterci la gassata, perché la gassata è vero che piace la gassata, è vero, no? E tu prendere un litro e mezzo di acqua gassata a 10 centesimi va benissimo, il comune ci guadagna e non butti via plastica, cioè va benissimo. Comunque allora è un prodotto di lusso, cioè se voglio l'acqua per dire voglio l'acqua Ferrarelle la devo pagare, ma veramente tanto, in bottiglia di vetro, e deve essere un prodotto di lusso, ma quello che è passato è che l'acqua, uno paga l'acqua, in realtà le acque non sono acque normali, per Ferrarelle, sono acque curative, le minerali sono curative. Questo messaggio non passa alla gente, uno prende uno piuttosto che l'altro. Io dico solo, se noi non mettiamo riferimento, chiaramente se in una zona c'è un problema di acqua di qualità, si metteranno gli ionizzatori, e non fare passare il messaggio che l'acqua non è buona. Così abbiamo raggiunto un compromesso che è Sì, assolutamente. Tanto i controlli periodici possono essere sempre finanziati. Attenzione a non fare l'estremismo, perché c'è sta marea di bottigliette, Venezia è stato l'esempio, che bisogna pure affrontarli in qualche maniera. Questo è un modo per cominciare ad affrontarlo, se no fra il tutto e niente rimane niente. Basta. si parlava delle scuole. Anche scuole, ma anche il discorso è stato anche su Venezia, per esempio. Venezia ci dovrebbe essere il divieto di vendere bottiglie di plastica, ci dovrebbe essere. Ma prima di mettere quello, metti almeno 50 di queste casette qua, allora comincia a essere credibile se poi comincia a vietare anche di vendere le bottiglie, se no non ce la fai. Però là ti scontri più i commercianti. Quella è politica. Quella è Se politica. vai a prendere una bottiglia d'acqua piccolina ti tirano 2 euro. Certo, ma lì è politica, lì è il valore del comune. Quella è la politica. Che deve dare del cibo. Però lei faceva un altro discorso, non era quello, era il discorso di dire diciamo che l'acqua non va. No, mettiamo che l'acqua va, però dargliela la possibilità anche al turista, anche oltre che allo studente, prendersi con la sua bottiglia un litro di acqua. Sì, una volta c'erano le fontane. Le hanno chiuse tutte. Ma sai perché le hanno chiuse? Le hanno chiuse tutte. Sai perché le hanno chiuse? No. Vai a parlare con un sindaco, perché i costi di gestione dell'acqua che continua ad andare sono talmente alti che cadono sulla collettività. Ma lì per Borgo anche ha messo i rubinetti, ha messo tutte quelle temporizzate si esprimono. Io tante volte telefono in comune, guarda, hanno lasciato perdere per forza, mettono quelli del rubinetto
Cioè, ci vuole il tipo di pressione. Questa è l'altra battaglia che visto che va messa insieme. Le fontanelle. A Venezia le hanno chiuse il sito. Tutti che lasciano aperto, li spacca, conoscono. Comunque la logica delle casette dell'acqua, poi si può discutere sì o no, però secondo me dovrebbe essere comunque una logica di riduzione del danno. Intanto cambi le abitudini di consumo e poi via via te le riporti in casa. Sì, ma quello che diceva lei, scusa, la qualità dell'acqua migliori perché. Ma guarda che secondo me possiamo unire, cioè secondo me stiamo dicendo tutta questa cosa, nel senso che come diceva lei, giusto anche questo, nel senso, intanto come prima cosa incentiviamo tantissimo l'uso dove è potabile, dove si può fare l'uso del consumo domestico. E dopo vengono. la fornitura ionizzatore togli quella dizione là, ma metti insieme anche il discorso di incentivare l'uso dell'acqua domestica. Ecco, questa è la casetta dell'acqua, quello che dicevo, la gestione a mio parere dovrebbe essere diretta dai comuni della regione, finanziata dai risparmi del minor conferimento di imballaggi, con un piccolo prezzo al litro, e l'importante è che ci sia una periodica analisi. Il problema delle casette dell'acqua adesso nessuno controlla la qualità dell'acqua. Se fosse in mano invece ai comuni e alle regioni, non dico che debba diventare un guadagno, non lo è, ma se fosse a costo zero per quanto tu paghi e certifichi che quell'acqua lì ogni settimana la certificazione la metti in evidenza sulla casetta dell'acqua, tanto hanno tutte dei monitor, puoi anche mettere certificazioni. Una cosa semplicissima, insieme alla pubblicità che mettono tutti, metti anche la certificazione, ogni 10 secondi c'hai i valori di certificazione. In questo rientra l'acqua del sindaco, devi farla pagare perché sennò viene buttata via, devi farla pagare. Certo. È ovvio che a quel punto va a andare in competitività con quella che viene venduta e un cittadino deve essere libero. Io preferisco prendere quella che costa 30 centesimi, 35, 24, oppure prendo quella del sindaco a 5 centesimi. Nel comune vicino a noi c'è il cittadino nomade del nostro comune che va a prendere l'acqua, e nel nostro comune non è stata autorizzata per il motivo in cui dicevi te, perché dice l'acqua è buona e uno la può prendere. È vero, ma i nostri concittadini, pur potendola bere da lì, vanno nel comune vicino a prendersi la casetta dell'acqua. E che valore aggiunto ha secondo te? È molto più buona. Cioè il gusto? Sì, è una cosa completamente diversa. Io ho finito di comprare l'acqua in bottiglia di plastica e vado anch'io a prendere la bottiglia lì. Quando voglio la gassata la prendo lì. La gassata è una cosa e la colorazione è l'altra, perché le acque che vengono dai fiumi vengono clorate moltissimo. E quindi, guarda che c'è tutta la provincia di Rovigo che la prende dall'Adige, c'è mezza provincia di Venezia che la prende dal Sile, insomma c'è un bel po' di. Avevo inserito il discorso anche che venga gestito dalla regione, perché se ci dovesse essere un minimo di utile dalla gestione di queste casette dell'acqua, lo reintegri negli investimenti degli acquedotti. Ma perché non i nostri devi acquedotti mettere la regione stanno dentro le gestioni di queste cose, Dice di no. è il comune, non la regione. O il consorzio. La regione deve fare leggi, regolamenti, piani, non può fare. Però devi mettere delle norme che se c'è un avanzo di gestione di questa cosa lo dai all'acquedotto, quindi all'ente di gestione dell'acquedotto. Il comune, non la regione. Invece nel comune potrebbe essere chi gestisce l'acqua. Infatti sono i consorzi. Ma poi quei soldi lì vanno distribuiti in tutta la gestione. Faccio il caso di Etra, in questo caso è impossibile da verificare, a parte che Etra non vuole le casette dell'acqua. Ma voi è privata, la società da noi è tipo ACS, che è un consorzio pubblico. Ma anche da noi è una società a capitale pubblico. Perché Etra non vuole le casette dell'acqua? Non vuole la casetta. Sì, ma domanda perché? Perché dice che l'acqua è già buona quella che ha, il sindaco gli è andato dietro. Però nel comune vicino a noi il sindaco invece ha autorizzato la casetta dell'acqua. Ok, dai, andiamo avanti, se no Scusate, sì. ci impiantiamo. Quindi c'è un'incongruenza. Nicola, concludi la tua cosa. Vado veloce su tutte le proposte supplementari, la casetta del latte, chilometro zero, paghiamo più, anzi l'agricoltore avrebbe un incasso maggiore rispetto a quello che prende adesso. Vi dico che attualmente la grande distribuzione lo paga dai 28 ai 32 centesimi, quindi. Però sono state eliminate. La casa dell'acqua sì. No, del latte. Del latte sì, anche da noi, perché i chilometri erano troppi tra la fattoria e la casa dell'acqua. Non viene più nel comune? No. Neanche una? No, alla Villa del Conte i costi non compensavano. Quindi bisogna avere un'azienda del territorio. Chilometro zero. La fai solo dove hai. Massimo 10 km ci hanno detto, dopo non è più conveniente. No, che costi. Poi detersivi alla spina, anche in questo caso qua l'idea è quella di dare un sostegno ai commercianti.
praticando uno sconto in funzione dei metri quadri destinati all'area di esposizione di vendita delle superfici dei detersivi da spina. Guardate che io ho visto il nostro comune, il negozio mi ha detto che ha aumentato considerevolmente il fatturato. Poi c'è il mercatino di scambio e riuso, anche questo qua la promozione da parte della regione di eventi ogni 2 mesi sul territorio, facendo delle agevolazioni dei costi fissi che ci sono. Ma bisognerebbe pensare anche all'obbligo che il comune metta una volta alla settimana la possibilità in tutti i quartieri di fare queste cose qua. Ci deve essere un obbligo, cioè il comune non deve addirittura vietare che perché metti fuori una sedia chi vuole se la prenda, no? Cioè, come fanno in tante dice parti del non farti pagare la cosa, che devi chiedere no, ma permesso. non quello là, no, la possibilità di farlo, perché se io metto fuori una sedia fuori di casa mia e gli scrivo sopra chi vuole se la prenda, il vigile mi dà la multa. Non posso farlo. È molto più facile fare una cadenza, un appuntamento. Invece una volta alla settimana io so che nel quartiere c'è un luogo dove tutti quelli che vogliono possono portare, si devono mettere il nome sotto, perché alla sera te la riporti a casa se nessuno se l'è presa. Questo è per prendere, no? Ci sono un sacco di comuni in giro in Germania che fanno, tu una volta il sabato di mattina vedi i marciapiedi pieni di roba, tu passi e ti prendi quello che vuoi, perché è costume di questa cosa qua. Se tu lo dai come obbligo, il comune deve, almeno in imposto, dare la possibilità di fare questa roba qua. Più difficile il discorso del baratto, perché diventa tutta un'organizzazione. Lì ci sono 2 comuni che l'hanno fatto bene, che è Marcon e credo Quinto di Treviso o Quarto d'Altino, che hanno proprio sistematizzato il baratto. Una volta al mese c'è il baratto, con tutte delle regole, sempre l'ultima importante, che chi ha portato si riporta a casa se la cosa non ha funzionato. Qui l'idea invece alla fine è lasciare le cose dove viene fatto il mercatino, ognuno si può prendere le cose se non sono state acquistate. Sì, così. Ma devi portartele via, se no diventa un casino sta roba. A meno che non si prenda in carico il comune, che diventano ingombranti e che si riporta può anche essere una via d'uscita alle 16, alle 18, il comune porta via tutto e se lo mette nel suo ecocentro, eccetera. Però un obbligo al comune di dare la possibilità. Ma questo in Italia l'ha fatto in Italia qualcuno questo? No, sì, l'ha fatto, ho detto Marcon e... No, ma a parte lo scambio, dico il fatto No, questa roba qua no, io l'ho vista fare all'estero e basta. E senza sono... nessuna regolamentazione, perché sono prassi, sono cose che fanno e basta. È una possibilità, però c'è il rischio che la roba venga lasciata in giro. L'altra possibilità, tipo da noi ci sono le associazioni che sai che se tu hai dei vestiti sì, e si gestiscono, loro anzi ricavano anche qualcosina. Quindi... Ma lì il ruolo del comune è secondario, mentre qui il ruolo del comune sarebbe importante, perché devi dare la possibilità a tutti di portare cose. Ma sai cosa succederebbe se c'è questa cosa qua? Quanta gente povera che si troverebbe tutto senza spendere un soldo e quanta gente non povera che si libererebbe, e quanti meno ingombranti che andrebbero dentro gli ecocentri inutilmente. Cioè, tu quando porti all'ecocentro, se non c'è un regolamento particolare, non puoi più portarla via quella roba dall'ecocentro. Diventa rifiuto. No? Invece se c'è il regolamento, ecco che c'è la cooperativa che aggiusta, ma bisogna che sia tutto previsto e diventa un casino, non lo fanno in tanti comuni questa cosa qua. Sì, insieme lo fanno, anche a Sossano, nei Monti Berici, però è tutto un problema che bisogna che il comune abbia una grande volontà di fare questa cosa. Mentre così il comune deve solo dire si lascia, si può fare, punto. Casomai l'unica cosa è alla fine ci portiamo nell'ecocentro quello che rimane. Ecco, quello sarebbe l'unico costo, che non è tanto un costo perché se è roba la quantità è cosa che sia alla fine. Se no quello che rimane lo prende una cooperativa. Sì, appunto il comune o la cooperativa che gestisce qualcosa, insomma, che porta via. Il discorso che dicevi te, io l'ho messo alimentare, ma può essere fatto per qualsiasi cosa, è un'organizzazione, un'associazione senza fini di lucro che può convogliare invece gli alimenti in scadenza nei supermercati. Adesso ci sono già delle realtà, però qui il comune dovrebbe mettere a disposizione uno spazio in modo che questa associazione possa conferire, e a quel punto lì tutti i supermercati del territorio hanno un riferimento di un'unica associazione, ma soprattutto i cittadini in difficoltà hanno un riferimento dove andare.
lì potrebbe essere gestito anche con una EcoCard in cui non va uno a prendere tutto ogni giorno, ma che prenda la quantità destinata al numero di persone del proprio nucleo Ma familiare. c'è già la legge nazionale su questo? Sì, ma ormai viene gestita attualmente viene gestita da associazioni che fanno le cose in maniera autonoma, vanno dai supermercati e gli chiedono. Sì. Invece potrebbe essere una cosa giuridica, insomma, riconosciuta. Finisco. Ecco, questo potrebbe essere il timing del modello di gestione. Siamo nel 2018 e oggi abbiamo presentato il progetto. Tra settembre e dicembre potrebbe essere le fasi di presentazione alla Regione, ai Comuni, al Ministero, se siamo d'accordo, vedere cosa pensano dell'evoluzione. Il percorso 2020 è la prima data dove tutti devono aver attivato la tariffazione puntuale, 2 anni bastano assolutamente per organizzarsi. Nella primavera distribuzione di tutti i materiali porta a porta, quindi a settembre l'avvio della raccolta porta a porta. Attenzione, qua è per tutti i comuni del Veneto, in molti c'è già, ma qua è il 2020 il Veneto deve partire in tutti i comuni, dalla montagna al mare, a Venezia, e nel 2025 fare la prima analisi dopo 5 anni di quali sono i risultati, quali possono essere i migliorativi oppure anche i peggiorativi da togliere, perché poi non è che tutti i sistemi vanno bene dappertutto.